Dove siamo qua? Dal meccanico. Allora praticamente delle gomme erano a terra, due addirittura proprio completamente a zero. Sto una spuzza di gasolio, sono dei vecchi tubicini che hanno cambiato, stanno cambiando in questo momento, quindi vado via tranquillo. Dopodiché andiamo da Michele e iniziamo tagliando. Non sigo tanto perché mi ascolta. Minchia, questo è bustione. Ma che roba. Rieccoci risaliti. Allora cosa succede? Adesso sto andando da Michele, tutto a posto là. E sì, 80 euro, va bene, dai, insomma, dai, sono stati più di un'ora. Niente, con la guida è un po' più scomodo, nel senso che è molto più veloce e quindi io a tenere la quinta ho serie difficoltà, mi trovo spesso a 1000 giri, hai capito? È venuto fuori che è un turbo diesel, è un Cartago che è appena passato, mi ha fatto vedere la turbina e io ero straconvinto che era un 3000 aspirato, invece è un 3000 turbo, per carità, ottima cosa. Io gli ho provato a dare una tiratina prima, sono arrivato fino a 4.000 giri, scusa, fino a 4.000 giri, di più per adesso non me la sento, insomma è nuova, cioè, mi ci vuole tempo per abituarmi allo stile di guida, alle dimensioni. Vabbè, comunque è da abituarsi. Io la prima cosa che spero in assoluto di montare è la cosa, come si dice, la retrocamera. Adesso vediamo appunto la Simoni Racing cosa mi ha mandato, se sono solo sensori di parcheggio o se proprio c'è anche la retrocamera, non lo so, adesso vediamo. Ah, un'altra cosa bellissima, per carità, per quanta paura che abbia di guidare, è praticamente incollato a terra. Le sospensioni lavorano in verticale come il furgonato di Ezio, no? Ti dicevo, cioè non è come il mio vecchio camper, no? Che facevi tipo una curvetta, un saltino, dondolava a destra e a sinistra. Questo va solo su e giù così, no? Hai capito? No, boing, 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 ti è venuto mal di mare, eh? Quello che non mi piace, che è una cosa che piace ovviamente al 99,9% della popolazione mondiale, ma non a Singano, è il fatto che la velocità minima è 80 all'ora in quinta per non tenerlo sotto sforzo. Dai coglione che devo girare, muoviti. E allora, porca di quella troia, dai. Ho la freccia a un'ora e fanno per sorpassarti le macchine dietro. Non ti racconto che figata viaggiare col clima acceso! Sì, finestrino aperto perché il camper spusa, tutto rispetto, ma spusa. Ti ho detto, ci vuole una settimana minimo di pulizie. Spusa da polvere e l'alcantara qua che è dappertutto, che a me non piace assolutamente, ma anche come materiale. Per carità, magari invernale se ti dà quell'effetto pie, no? Tipo le tendine qua, però non so, a me non piace. Guarda che retrocamera, anni 50 ragazzo, prima roba che togliamo. Cioè era quasi più importante togliere quella retrocamera che gonfiare le gomme, perché anche l'occhio vuole la sua parte, cioè io non posso andare via depresso, poi ho tutta la depressitudine e vado giù per il fosso, no? Step 1, cattare su Michele, eccoci qua, siamo in una zona all'ombra, infatti gli ho detto ma proviamo a trovarci. Io purtroppo ho dimenticato tutto a casa, compreso le mie tende, compreso le tende che gli avevo promesso ma che comunque sono sue, gliele regalo, quelle del primo le prime tende, quelle con i fumetti, e in più avanza anche una pizza a Michele, perché grazie a Michele insomma che il prezzo è stato trattato tanto, insomma, no, grazie a Mario. No, un amico va sempre trattato bene. Sì, è vero, ok, però ti senti più in dovere di... No, a cagare. Ne cagare tutti, dai. Allora, qua sì, siamo dietro alle quinte e ci prepareremo adesso per fare la video recensione dei sensori di parcheggio della Simoni Racing. Spero ci sia anche la telecamera. Quindi l'unboxing e tutto quanto, eccetera eccetera. Dopodiché probabilmente continuerà dietro alle quinte con Michele, quindi vedi, mi organizzo anche, cioè parlo per me, mi spiego le cose io quando faccio i video, no? Così poi in fase di montaggio so cosa devo fare. No, come è dietro, guarda che lì a zanzariera, che non mi pince via zanzariera. Michele dice che c'è già la predisposizione lì per il clima con i cavi. Buono cazzo. Cosa devo ricordare? Allora, ti la luce. No, ci vedo da Dio. Se ci vedi te qua. E ora, sto qua sì, il serbatoio, ti vedi, minimo e massimo. Per i radiatori. Per i radiatori di riscaldamento, perché va tramite i radiatori, monta sui radiatori questo qua. Quindi ricordati sempre di controllare e di verificare che sia sempre bello pieno. Comunque qua ti dà un sensore, arrivo qua. Sto qua ti dà un sensore. Quindi dà l'allarme, roba del genere. Che ti dà, esatto. Ti dà una strassa, senza che posiamo... No, ho dimenticato tutto. No, niente di niente. Neanche un imbuttino, niente. Ah, Scotex, fermo. Ok, eccoci qua.
Il bilanciamento del bianco fatto in automatico, quindi non fare caso ai colori, sei sui dietro alle quinte, fai caso invece a Michele che butta dentro il liquido radiatore. Boh, Massimo. Perfetto. Chiudiamo tutto. E là, starci attenti, sì, non metterci robe strane davanti, perché qua c'hanno i vestiti, vedi questo è uno dei mega armadi, poi c'hanno i vestiti, sottomari delle scatole, ma comunque un qualcosa che non vada a coprire quel coso lì. È anche riscaldato, vedi che c'ha le bocchette dell'aria, te tiri fuori i vestiti bei caldi. Sì, perché tira tutta serpentina che corre sotto, Figata, corre sotto e va in bagno. Esageratissima sta roba. Boh, quasi a posto. Allora, video per me promemoria, no, perché sono utili anche per me i video, non sto scherzando. Allora, per accendere le luci io ho l'abilitazione alle luci, l'1, il 2 e il 3. In più abbiamo scoperto che per attivare le luci della cucina, del bagno e soprattutto le ventole del frigo, questo qui è il service. Perché ha già il piccio delle ventole della CBE, tra l'altro. Io ho già delle ventole 12x12 illuminate a LED azzurre da mettere nel frigo, quindi era una figata pazzesca. Però intanto ce l'ha già, quindi va sia in automatico che in manuale, adesso è in manuale. Perfetto, abbiamo scoperto che c'è anche l'oscurante esterno per questo. E gli oscuranti, vabbè, già messo in preventivo ovviamente, non è una cosa che abbiamo scoperto adesso. Sono tutti da cambiare gli oscuranti termici. Adesso oggi o domani andiamo a prendere anche i braccetti, che io voglio quelli con la rotellina, non quelli a scatto, come nel vecchio camper. Quelli a rotellina glieli metto dappertutto, così puoi regolartelo preciso quanto vuoi e soprattutto poi se hai ostacoli puoi richiudertelo subito, hai capito? Mamma mia, mi sono cagato addosso, ho detto cos'è sta roba? Apro, mamma mia, sono scappato, è l'attacco per l'aspiratore, l'aspiratore integrato. Gli attacchi il tubo dell'aspiratore e tiri, mamma mia. Porca puttana, sì, anche me lo tolgo, a me l'aspiratore non serve a niente, io preferisco la scopa.